Pensiero del giorno, martedì 18 marzo. Prendere coscienza dell'amore di Dio per me. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 28. Nelle lettere dell'Apostolo, infatti, si incontra spesso il tema dell'amore di Dio per noi e della sua grazia, che supera immensamente ogni nostra debolezza. Dio ha un progetto d'amore su di noi, ci ha pensati da tutta l'eternità. Egli si nasconde dietro tutti gli avvenimenti della vita, come dietro una particolare condizione di salute, un contrattempo, un cambiamento improvviso di programma imposto dalle circostanze, dietro lo stato di vita nel quale si trova, o una prova morale improvvisa, o una difficoltà di qualsiasi genere che incontra nel lavoro. Si nasconde dietro al fatto di trovarsi in un determinato posto, oppure accanto a un determinato prossimo. Tutto per colui che ama Dio, anche le stesse mancanze della vita passata, acquista un significato positivo, perché in tutte queste circostanze egli sperimenta l'amore di Dio. Dobbiamo abbandonarci fiduciosamente e totalmente a questo amore, in ogni momento, sia nelle piccole cose come nelle grandi. Anzi, se sapremo affidarci all'amore di Dio nelle circostanze comuni, egli ci darà la forza di affidarci a Lui anche nei momenti più difficili. Chiara Lubick, estratti dal commento alla Parola di Vita, agosto 1984. Parola di Vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.